di color viola, targata Empoli-Bologna 278 WJ. Ripeto, una Volkswagen Polo di color viola da spostare, targata Empoli-Bologna 278 WJ. Quando vediamo la pedana del Giavellotto, lanci di prova, ricordiamo la qualificazione inizierà per le allieve alle ore 16:20. Mentre nulla di fatto nel lungo, ora ovviamente le condizioni sono sicuramente difficili, con vento che se prima spirava a favore degli atleti, ora è difficile andare a migliorare, quindi buoni i risultati fatti in precedenza, ora è difficile migliorare. Infatti, come diceva Sergio, vediamo la Fettuccina che quasi sempre si gira all'incontrario della rincorsa degli atleti, dunque vento contro e difficoltà ulteriore per gli atleti per cercare di ottenere una buona prestazione per loro. E dicevamo che fra pochissimo inizierà anche la gara del Giavellotto, favorita d'obbligo ovviamente Carolina Visca dall'alto del suo 55 e 53, ancora, e la vedremo nel primo gruppo. Ancora nel secondo gruppo abbiamo poi Sara Zabarino, osservata speciale, anche lei con un personale superiore ai 50 metri, 51 e 62. Ricordiamo la miglior prestazione italiana è di Ilaria Casarotto dell'Atletica Vicentina, 57 e 68. Qualificazioni del Giavellotto a 40 metri tondi tondi. Andiamo a presentare la batteria numero 2 dei 400 ostacoli allievi. In corsia 8 Elia Pirelli della Sinto Farma Atletica, 57,74. In corsia 7 Alessandro Russo dell'Atletica Piemonte, accredito 58,19. Corsia 6 per Mirko Russo dell'Arca Atletica Aversa Versano, 58,69. Corsia 5 per Marco Crimella, Atletica Lecco Colombo, 59 netti. Corsia 4 Marcello Gallimberti della Pro Patria Milano, accreditato di 57,62. Corsia 3 per Giovanni Testa dell'Atletica Bergamo, accreditato di 56,35. In corsia 2 Giacomo Bertoncelli della Insieme New Food Verona, accredito di 56,60. E in corsia 1 con un accredito di 59,05 per la Trieste Atletica troviamo Stefano Bavila. Migliori accrediti in corsia numero 2 e corsia numero 3 per Bertoncelli e Testa. Partita la seconda batteria, ricordiamo che i migliori 8 tempi dopo le 6 batterie saranno in gara domani alle ore 16 nella finale dei 400 ostacoli. Mentre nessuna variazione dalla pedana del lungo, ha rinunciato al terzo salto Stefano Bignami della Virtus Invincible, forte del suo 6,75 e lo pone in seconda posizione di questo gruppo. Ancora 3 salti alla chiusura del primo gruppo. Si stanno per presentare qui sul rettilineo i protagonisti della seconda batteria dei 4H allievi. Il comando l'atleta in corsia 3,
Giovanni Testa dell'Atletica Bergamo, cerca di rivenire in due Bertoncelli, ma resiste Testa che si aggiudica questa seconda batteria con il tempo ufficioso di 56,05. Sul maxi schermo i risultati della prima batteria vinti da Alessandro Sibilio della Centro-Est Napoli con 54,79. Nel lungo ha appena saltato Bianchini. Ora è pronto nella pedana del lungo Willer Motz, 6,32 ottenuto alla prima prova. Nullo per l'atleta di Cogne. Andiamo a presentare anche la terza batteria dei 400 ostacoli allievi, corsia numero 8 per l'Atletica Bergamo, Davide Chiesa, 59,07. In corsia 7 Edoardo Maria Carucci della Cairatese, 56,40. In corsia 6 il portacolori della Sepp Virtus Emil Sider, accreditato in 57,64, Stefano Di Muro. In corsia 5 Michael Palladini dell'Atletica 5 Cerchi, 58,61. In corsia 4 Emanuel Simon Siano dell'Atletica Velletri, 58,43. In corsia 3 Davide Bogani della Bovisio Masciago, 56,40. Corsia 2 per Wilson Marquez della Siracusa Atletica, 57,62. E in corsia numero 1 per la Studentesca Rieti con accredito il 59,01 Riccardo Marchetti. Miglior accredito 56,40 per la corsia 3 Bogani e anche per Carucci in corsia 7, entrambi appunto accreditati in 56,40. Sono partiti gli 8 protagonisti della terza batteria, dalla corsia 1 alla 8, Marchetti, Marquez, Bogani, Siano, Palladini, Di Muro, Carucci e Chiesa. Ecco che gli atleti si stanno per
presentare sul rettilineo ultimi 100 metri ormai in questa terza batteria. Corsia 4 e corsia 7, Siano e Carucci. Edoardo Maria Carucci della Cairatese al comando, rinviene anche in corsia 6 Stefano Di Muro. Resiste in corsia numero 7 però Carucci, che si aggiudica questa terza batteria col tempo ufficioso di 56,95. Sullo schermo di campo i risultati della seconda batteria dei 400 ostacoli allievi, vinti da Giovanni Testa dell'Atletica Bergamo con 56,03. Salto in lungo maschile, i risultati del primo gruppo dove nessun atleta è riuscito a ottenere lo standard di qualificazione, ricordiamo fissato a 6,80. Miglior prestazione quella di Lorenzo Mantenuto, 6,78, Stefano Bignani 6,75, Francesco Barattini 6,73, Dennis Nesimowski 6,72 e Alessandro Manasco 6,70. Poi via via tutti gli altri si possono consultare sullo schermo. È impresa un po' più ardua per gli atleti del secondo gruppo che purtroppo si trovano un vento decisamente contrario, cosa che invece almeno nel primo turno di salti, turno e mezzo del primo gruppo non era successo, anzi il vento era a favore. Inizia anche la gara del giavellotto femminile. Ricordiamo misura di qualifica a 40 metri, quindi la fettuccia dei 40 metri, riconoscibile anche per i due coni arancioni, e la fettuccia appunto che dà, se superata, l'accesso diretto alla finale. Primo lancio di esordio nella gara dei giavellotto, quello di Francesca Fazzini della Valpolicella Lupatotina, 32,12. Sul video wall i risultati della terza batteria dei 4H allievi, vinti da Edoardo Maria Carucci della Cairatese con 56,93. Andiamo a presentare i protagonisti della quarta batteria, 400 ostacoli allievi, corsia 8 per Marco Simonini del Cusparma, 57,55. Corsia 7 Francesco Lazzari delle Fiamme Gialle Simoni, accreditato di 58,96. In corsia 6 con un accredito di 58,70 Andrea Caltagirone del team Lombardia. Corsia 5 Leonardo Musio della studentesca Rieti, accredito di 57,84. Corsia 4 il miglior accredito 56,13 per l'atleta della Pro Patria Matteo Colombo. Corsia 3 per Mattia Brunello della Quinto Mastella con 57,99. E in corsia 2 con l'accredito di 57,03 troviamo per la Pontevecchio Bologna Giandra Passarini. Migliore in gara in questa quarta batteria Matteo Colombo della Pro Patria, 56,13, che è anche il quarto tempo nelle graduatorie stagionali.
Eccoli in gara gli atleti della batteria numero 4, Passarini, Brunello Colombo, Musio, Caltagirone, Lazzari, Simonini. Ruota la corsia numero 1. ¿Dónde estarás? Cuando camino, sin ti me siento un clandestino. Donde yo vaya, veo tu rostro, es un eterno agosto. In giavellotto subito un bel lancio di Carolina Visca, fiamme gialle, Simoni. Comando l'atleta in quarta corsia, Matteo Colombo. Abbiamo detto che era lui il favorito di questa quarta batteria, anche uno dei favoriti della gara, per la Pro Patria di Busto Arsizio. Corsia numero 4, si aggiunga dunque la batteria numero 4, Matteo Colombo col tempo ufficioso di 55,76 e dunque migliora l'accredito di 56,13. 50,77 il risultato di Carolina Visca nel giavellotto, che quindi accede direttamente alla finale con questo primo lancio. Dunque un gran tempo in questa quarta batteria per Colombo, ufficioso 55,76. In pedana nel giavellotto abbiamo Irene Zagler della Bosen Raiffeisen. ¿Dónde estarás? Cuando camino, sin ti me siento un clandestino. Donde yo vaya, veo tu rostro, es un eterno agosto. ¿Dónde estarás? Cuando camino, sin ti me siento un clandestino. Donde yo vaya, veo tu rostro, es un eterno agosto. Eterno agosto, es un eterno agosto. Donde yo vaya, veo tu rostro, es un eterno Sul video di campo i risultati della quarta batteria dei 400 ostacoli vinti dall'atleta della Pro Patria Matteo Colombo con 55,75. Presentiamo la batteria numero 5 dei 400 ostacoli allievi, corsia numero 8, il favorito in questa batteria, il campione italiano cadetti di 2 anni fa a Borgo Valsugana, Elia Campestrini del Valsugana, credito 55,78. In corsia 7, Marco Piasentini dell'Atletica Alessandria, accreditato in 58,95. Corsia 6 per Alexander Zangrillo della studentesca Rieti Milardi, 57,98. Corsia 5 per Lorenzo Sagnimeni della Servizi Atletica Futura, 57,31. Corsia 4 Manuel Maldifassi dell'Atletica Gavirate, accreditato di 57,84. Corsia 3 con un accredito di 58,81 per l'Atletica Feltre Isacco Agostinetto.
e in corsia 2 con 57,08 per la team Treviso Nicola Tessariol. Partita la quinta batteria, anche qui vuota la prima corsia, come abbiamo detto da seguire in corsia 8 il talento della Valsugana Elia Campestrini, ha il terzo accredito stagionale con 55,78 l'atleta della Valsugana allenato da Walter Groff. Ed ecco gli atleti sul rettilineo, ultimi due ostacoli, Campestrini davanti a tutti in corsia 2, poi Tessariol, rinviene forte Tessariol in corsia 2, Tessariol e Campestrini, tempo ufficioso per il vincitore, un gran tempo 55,87. Video wall, rivediamo il risultato complessivo della quarta batteria perché c'è stata una rettifica, quarta batteria vinta comunque da Matteo Colombo della Pro Patria con 55,75. Qualificato per la Pontevecchio Bologna Chandra Passarini. Il video wall, i risultati della quinta batteria dei 400 ostacoli allievi, gara incertissima fino alla fine, ha avuto la meglio Nicola Tessariol del Treviso con 55,86 davanti a Campestrini del Valsugana 55,91. Andiamo a presentare la sesta e ultima batteria dei 400 ostacoli allievi.
Corsia 8 per Cristian De Luca dell'Atletica Futura Roma, accreditato di 57,57. Corsia 7 Federico Di Napoli dell'Atletica Livorno, accreditato di 58,07. In corsia 6 l'atleta col miglior accredito in questa batteria per la Pro Sesto Atletica Luca Giussani, 56,31. Corsia 5 Lorenzo Calise della Centro Atletica Piombino, 56,86. La corsia 4 per Guido Zibellini della Riccardi Milano, accreditato di 58,98. Corsia 3 accreditato di 59,35 per l'Atletica Fossano troviamo Simone De Michelis. Corsia 2 Elia Gengini della Olympus San Marino Atletica con 58,69. E in corsia 1 per l'Atletica Pinerolo accreditato di 57,76 Nicolò Antonio Oberto. Ed è valida anche la partenza della sesta batteria. 400 ostacoli allievi, sesta e ultima batteria. Ricordiamo ancora una volta i migliori 8 tempi dopo le batterie accederanno alla finale. Si mette subito in luce in corsia 6 Luca Giussani. Davanti a tutti il portacolori della Pro Sesto Atletica. Continua a spingere Luca Giussani mentre si presenta sul rettilineo. Cerca di uscire in corsia 1 Nicolò Antonio Oberto dell'Atletica Pinerolo e si porta al comando. E nettamente sul rettilineo al comando Oberto che si aggiudica questa sesta batteria col tempo ufficioso di 57,13. Allora, la prossima gara di corsa che andremo a seguire sarà quella dei 100 metri, le batterie, prima le allieve alle ore 16:15, siamo in leggerissimo ritardo sul programma orario, alle ore 17 poi le batterie dei 100 allievi. Prosegue nel frattempo la gara del giavellotto, si è qualificata direttamente alla finale anche Giorgia Fino dell'Alter Atletica Loco Rotondo lanciando a 40,49, quindi accesso diretto alla finale. Lei e ripetiamo Carolina Bisca già ammesse alla finale. Ricordiamo prevista domani alle ore 10:30. Iniziata anche la gara del lungo secondo gruppo, per il momento 6,28 per Cristian Iacovone dell'Atletica Lecco Colombo.
In pedana ora Marco Genola dell'Atletica Casolate primo. E 36 per Genola, ora è il turno di Carlo Fiorillo. Nel frattempo spalti dello stadio Picchi di Jesolo ormai gremiti in ogni posto. Siamo nel pieno di questa prima giornata dedicata quasi esclusivamente, se non Abbiamo 8 batterie nei 100 allieve, passano il turno i 16